Si erano specializzati nella produzione di borse di lusso rigorosamente falsi, laboratori scoperti dalla Guardia di Finanza di Venezia. All'interno sequestrate oltre 100.000 bags per un valore commerciale di 3 milioni di euro. A far scattare l'operazione i Baschi Verdi, che in un negozio cinese del centro storico veneziano hanno notato una Birkin di Hermès, valore commerciale del modello meno costoso 10.000 euro. I nostri Baschi Verdi svolgono attività ordinaria di controllo economico del territorio, per cui è dovuta la loro intuizione sostanzialmente, partendo da una semplice intuizione di una borsa vista in un negozio, la capacità e la capacità di arrivare ad aggredire le filiere del contraffatto. Dall'esame della documentazione contabile le fiamme gialle sono risalite ai depositi in Veneto, a Padova e a Villorba, nel Trevigiano, e da qui ai produttori, aziende dislocate tra la Toscana e le Marche, sequestrando foto, fustelle metalliche e minuteria, tutto l'occorrente per realizzare borse tanto simili alle originali da causare qualche difficoltà persino agli esperti delle maison francesi. Oscurati anche 3 outlet virtuali, siti online registrati in Sud America e nell'Asia orientale. Il GIP di Venezia emesso, e noi abbiamo seguito, un decreto di sequestro preventivo che ci ha consentito di oscurare alcuni siti internet utilizzati da alcuni fornitori proprio per approvvigionarsi di questi beni. Un'operazione che ha portato alla denuncia di 24 persone, 17 cittadini cinesi e 7 italiani, che rischiano fino a 4 anni di reclusione.